Un regalo speciale, un viaggio teatrale dedicato a chi molte volte nella vita non viene valorizzata abbastanza, la mamma. A portare la festosa iniziativa sul palcoscenico in occasione della festa della mamma sono stati gli alunni delle classi terza A e terza C della scuola primaria Achille Lauri di Sora del terzo istituto comprensivo. Gli alunni, coordinati dalle insegnanti Margherita Di Lorenzo, Anna Maria Quadrini, Maria Buttarazzi, Cadia Conflitti, hanno voluto fare un regalissimo dedicato a tutte le mamme, un dono incredibile che ha riempito di felicità le tante mamme presenti, regalando loro un mondo d'amore con il contributo a sorpresa del proprio cantante preferito. Grande soddisfazione per la bellissima manifestazione organizzata dagli alunni e dalle insegnanti della scuola Achille Lauri è stata espressa dalla dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Terzo di Sora, Marcella Petricca. In queste circostanze è opportuno, a mio avviso, oltre che doveroso, ripristinare le sane tradizioni e tra queste il progetto d'istituto ha previsto questa giornata dedicata alla festa delle mamme, di tutte le mamme del mondo, e approfittando simpaticamente della ricorrenza, le insegnanti delle classi terze della scuola primaria Achille Lauri dell'IC Terzo hanno portato in scena un musical, potrebbe definirsi, in cui i ragazzini hanno dato esempio di come si può fare scuola divertendosi, focalizzando l'attenzione sui valori dell'affetto, dell'affettività, dell'amicizia, delle relazioni, del capire il valore anche dell'economia, per cui nelle circostanze delle feste in cui si scambiano i doni, a volte anche in modo costoso, basta un'idea particolare per rendere speciale una giornata, ed è questo il motivo di questa manifestazione, che è diventata anche pretesto e occasione, ripeto, per fare gli auguri a tutte le mamme del mondo, perché rinforzino il valore dell'affettività, della buona e sana educazione di questi ragazzini. E io devo ringraziare personalmente, oltre alle maestre e al mio personale che ha collaborato tutto alla riuscita di questa manifestazione, anche le mamme e i bambini, anzi soprattutto i bambini, perché hanno interpretato in modo egregio un ruolo in modo simpatico, frizzante e coinvolgente anche per noi adulti.